Ciao, dimmi. Sì, vorrei tomme dei sardi in saor. Un po' che abbiamo finito i sardini in sapore e il baccalà a Vicentina. La vostra pubblicità diceva i Migliori piatti veneti. E dove sei? Siete voi che abbiamo pasta coi fasioi? Della Mon. Canada. Tutela consumatori. Oh, ste buoni. Senti che casino. Dai, saria qua per tutelare i vostri diritti. No, fermi, guarda, sei sicura? Sto mitra se fora norma che ho appena sequestrato un cacciapesca. Hai visto? Acquistare merce contraffatta può essere pericoloso per gli altri e anche per chi vi sta vicino. Va bene, bombe? Buongiorno signora, come sei che a Mossarea? Adesso è scaduta? Mi pare che qua abbiamo dei problemi sulla conservazione dei cibi, vero direttore? No, posso assicurare che è tutto quanto in ordine e anche roba non si è scaduta. Adesso controlliamo. Prego, se vuoi vedere. Fammi vedere, dai, cosa che idea sta povera gente, dai, dammi qua, presto, muoviti. Lo sapevo. Non sei possibile! Cosa è scritto là? Nel panino con la sorpresa in omaggio il pupazzetto di Shrek. Infatti. Perché non hai trovato Shrek dentro? No, che sì. Ho capito insieme con sorpresa. E mi dovrei mangiare sto plastico. Ok, chi è che ha ordinato sto panino? Qua è un panino. Qua sorpresa. Mi. Ok, boccia, ti tega il diritto a un risarcimento secondo le normative vigenti sulla tutela. Ma mi ascolti tu? Sulla tutela dei diritti dei consumatori. Questo è quanto dice la legge nella vendita dei beni del consumo. È chiaro che se il negoziante, se dovesse rifiutare dei risarcimenti